vincitrice della scorsa edizione. Eccola lì la vincitrice della scorsa edizione, Charlotte Bonin. Eccola qui, è stata in testa fino al 10°, poi ha dovuto mollare un attimo. Ecco l'arrivo, Francesca. Charlotte Bonin, eccola qua. Grande triatleta Charlotte. State qui tutte e tre ragazze. Charlotte, vieni qua con noi. Qua, tutte le ragazze qua con noi. Allora, ho lasciato respirare Francesca. Francesca, vieni qua, tanto lasciamo respirare Charlotte, la sentiremo dopo. Allora, Francesca, com'è andata? Vincitrice dell'8ª edizione di Scarpadone 2014, facciamole ancora un applauso! Hai vinto alla grande, com'è andata? Bene, mi sono divertita un sacco, il percorso è bellissimo e poi c'è stata secondo me una bella gara tra le ragazze, per cui è stata molto motivante come gara sicuramente. Sì, ai primi 10 c'era Charlotte davanti, dietro tu, poi lei. Avete visto un po' quando hai deciso di andare via? Ma io non decido, me la sentivo ad un certo punto, ho provato a tenere e ho detto che viene bene. Grandissima, facciamo un applauso a Francesca Marini, vincitrice. Ancora le lasciamo i fotografi. Tanto si susseguono gli arrivi, siamo a 1:26:07. 1:26:07. Paola Sanna, ciao Paola, tu hai già corso qui, è già andata bene, com'è andata quest'anno? Va bene, io avevo fatto la Gazzetta Run, 10 km, la mezza è veramente bella, non ho sentito parlare bene, ma il percorso è veramente molto bello. Sì, tu l'hai fatta quindi vedendo solo il centro storico, adesso hai visto anche tutta la nostra parte del Parco del Ticino. Molto bella, perché ancora una bellissima sensazione. Hai provato a stare assieme a Francesca? Ma in realtà un po' all'inizio, poi alla fine ho voluto correre liberamente, senza pensieri e le gambe mi hanno portato a secondo posto. Grandissima, facciamo un applauso a Paola Sanna, bravissima! Seconda classificata a Scarpadoro 2014, ci rivediamo sul podio. Charlotte, dove è andata Charlotte? Charlotte, dove sei? Charlotte Bonin, dove sei? Che volevamo mettere una tua voce su questa gara, Charlotte Bonin. Paola!